Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. Sospeso dall'esercizio del pubblico ufficio per un anno un docente di un istituto superiore di Sant'Agata di Militello. L'uomo è attualmente accusato di violenza sessuale ai danni di una studentessa minorenne frequentante la scuola in cui il docente insegna. Si cerca Paolo Licata, agente immobiliare ed ex assessore comunale dell'Agrigentino. Non si hanno su notizie dalle 14:30 di ieri. A lanciare l'allarme sono stati i familiari. Dopo la segnalazione ai carabinieri sono già state avviate le ricerche. Proseguono le indagini in merito alla violenza sessuale di cui è accusato Leonardo La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio. Sono state trovate infatti tracce biologiche maschili sui campioni repertati alla presunta vittima. Il giovane è indagato a seguito di una denuncia da una sua ex compagna di classe. Condannata a 4 anni e un mese di reclusione, 2 maestre accusate di aver commesso atti di violenza fisica su un bambino di 6 anni. Il piccolo, che soffriva di un disturbo emotivo a causa della sua disabilità, è stato oggetto di schiaffi, sculacciate e persino un calcio in una circostanza. E in chiusura il meteo, ritornano le giornate soleggiate domani in Sicilia con qualche annuvolamento sparso. La protezione civile regionale ha soltanto diramato uno stato di preallerta arancione per tutta l'isola per il rischio incendi. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.